Benvenuti a questa nuova puntata di Qua il Buon Veneto, direttamente dalla provincia di Padova. Qui siamo a Ponte di Brenta. Avremo la possibilità di visitare la favolosa Villa Breda, una villa seicentesca, un vero e proprio patrimonio dell'umanità, un patrimonio che però potrebbe svanire per sempre. La villa, assieme ad altre proprietà e beni, fu donata alla città di Padova da Vincenzo Stefano Breda, senatore italiano morto agli inizi del Novecento. La villa fu fatta costruire attorno al 1600 dalla famiglia nobile Contarini, famiglia nobile di Venezia. La villa godeva di una posizione davvero particolare e privilegiata. Il fiume Brenta, che era una vera e propria autostrada per i veneziani, passava proprio davanti alla villa. In più i boschi e l'aria salutare che si poteva respirare in queste zone faceva sì che questa villa fosse una perfetta casa vacanze. Passata di proprietario in proprietario, la villa versava in totale stato d'abbandono e venne acquistata dal senatore Breda. La restaurò e la riportò ai fasti di un tempo. Ma chi era questo senatore, il senatore Breda? Vincenzo Stefano Breda nacque a Limena nel 1825 e fu un importante non solo politico ma anche imprenditore e ingegnere italiano. Fondò la Società Veneta delle Costruzioni Pubbliche, che in Italia e all'estero fece costruire ponti, ferrovie, acquedotti, ma era anche un grande appassionato d'arte e la sua collezione è di gran pregio. La facciata della villa non è quella che dà sulla moderna strada, ma quella che dà sul viale di Statue. Un visitatore, un ospite, arrivando lungo il fiume, percorreva il viale di Statue e vedeva la villa in tutto il suo splendore. La facciata un tempo era composta da due scalinate. Il senatore Breda fece sistemare questa entrata e sostituì queste due scale, che ovviamente non vediamo più, con l'ingresso direttamente sul portone. La parte alta, triangolare, ha al suo apice, sulla punta, l'immortale Galileo e 4 fanciulle. Le 4 fanciulle non sono altro che le muse dell'arte, della scienza e della tecnica. Percorrendo il viale alberato, un'oasi di verde e di pace ci accoglie. Vediamo 12 statue a destra, 12 statue a sinistra. Sono opera di Giovanni Bonazza, che ha cominciato a scolpirle dal 1721. L'interno della villa si presenta con la pianta tipica delle ville venete dei nobili veneziani. Il mobilio è quello originale, così come le pitture e i soprammobili.
tutti questi acquistati proprio dal senatore Breda. Le pareti non sono come erano in origine, probabilmente erano decorate, ma alcune ristrutturazioni, di cui una è degli anni 90, particolarmente pesante e forse un po' troppo approssimativa, non ci fanno capire come fosse la villa originariamente. Quello che sappiamo però è che al senatore Breda piacevano le opere d'arte. Il senatore Breda amava attorniarsi di opere d'arte che acquistava non solo per sé ma anche per le persone che amava. In questo caso il quadro che ho alle mie spalle rappresenta una figura inventata che si chiama Linda di Chamonix e il riferimento in questo caso è per la nipote del Breda che si chiamava appunto Linda e che era molto amata dalla coppia. Era andato presso la bottega del pittore Giulio Cesare Ferrari di Bologna che aveva realizzato per conto suo queste due grandi opere che vediamo alle mie spalle, che rappresentano una opera di Donizetti di fine Ottocento e parla di Linda che vive tra le montagne della Valle d'Aosta. Linda vive in una famiglia di umili origini e deve scappare dalle insidie del potente nobile della valle che cerca di concupirla. Quindi scappa a Parigi, dove diventa sempre più solitaria, diventa sempre più triste per l'assenza del suo grande amore che si chiama Carlo, e a un certo punto però riesce a ritornare nella sua valle natia, dove apprende che Carlo ha sposato un'altra donna. Qui vediamo che Linda riesce a ritornare nella valle dove era nata, dove le viene svelato dal suo amico d'infanzia Pierotto che in realtà Carlo è riuscito a sfuggire al matrimonio che gli era stato imposto dalla madre, e quindi finalmente i due giovani possono coronare le loro nozze in un sogno d'amore. Con i bombardamenti del 1944 uno degli edifici annessi alla villa, il tempietto, è stato completamente distrutto. Si è salvato però la parte davanti, si è salvata la facciata, che ora è il tempietto che è possibile vedere dalla strada, e non solo, si è salvata anche la Madonnina, i due angioletti in alabastro e anche la campana. La Serenissima e i nobili veneziani, le decisioni politiche ed economiche del Regno d'Italia appena nato. Questa villa è la nostra storia, facciamo in modo di non perderla. Speriamo che questo video, questo piccolo viaggio vi sia piaciuto. Vogliamo ringraziare l'associazione Viviamo Villa Breda per quanto sta facendo per questo luogo. Grazie per averci seguito, a presto!